Buona visione con i supermercati The Spar, Eurospar, Interspar. Ben ritrovati a Effetto Friuli Giovani, quarta puntata. Oggi parliamo di giustizia, giustizialismo, di carcere, di esperienze forti e soprattutto un tema delicato che divide ancora la società tra giustizialisti e chi invece crede fermamente nella possibilità riabilitativa della pena e quindi anche di concedere una seconda chance. Per fare questo, ovviamente questo è soltanto uno dei temi che nel corso delle nostre 9 puntate affronteremo, scelto dai ragazzi della consulta, che sono poi i protagonisti del nostro Effetto Giovani e che vedete come sempre numerosi. Tra di loro c'è seduta anche un ospite, Federica Picco, con cui parleremo di un'esperienza del tutto particolare. Invece vi presento gli ospiti che sono alla mia destra. Comincio con l'avvocato penalista Carlo Benvenuti. Buonasera, grazie per essere venuto. Al suo fianco Roberta Casco, presidente dell'Associazione di Volontariato Penitenziario Icaro di Udine. Al suo fianco Liliana Mauro, referente del progetto Il piacere della legalità Mondi a confronto, di cui avremo modo di parlare, e dulcis in fundo Pino Roveredo, che è scrittore, ex garante dei diritti dei detenuti in Friuli Venezia Giulia e un conoscitore della realtà carceraria proprio della nostra regione. Con loro appunto parleremo, insieme naturalmente ai nostri ragazzi, di questo tema. Insieme al professor Luca Martin, che è uno degli insegnanti referenti di questo progetto, abbiamo un po' fatto un po' la traccia di questa puntata, abbiamo messo insieme le nostre idee e tra il pubblico molti ragazzi hanno visto ad esempio il film sul caso Cucchi, uno dei tanti film ovviamente che vengono proposti ai ragazzi per questi progetti, no, didattici, scolastici, e quindi insomma è una tematica di cui si discute anche a scuola, anche attraverso la letteratura. Oggi non c'è Carlo, o sì, no, non lo vedo. Venerdì scorso si parlava proprio con uno dei ragazzi che stavano studiando appunto Pellico, credo, a scuola, e quindi insomma la tematica viene trattata anche dal punto di vista poi letterario, però insomma sono chiaramente storie vissute importanti. Allora, proprio da qui volevo partire, da quello che si parla a scuola, che ho trovato insomma questo progetto che è Il piacere della legalità Mondi a confronto, molto interessante perché è nato nella nostra provincia e porta, tra virgolette, i ragazzi in carcere, come ce lo spiega Liliana Mauro. Grazie, buonasera a tutti. Sì, questo progetto è nato 12 anni fa. È nato perché da due insegnanti, dall'insegnante del Percotto, appunto Chiara Tempo, e da me che insegnavo in carcere, e entrambi ci siamo dette: ma se ai ragazzi dobbiamo insegnare la legalità, come si fa a insegnare la legalità solo leggendo i libri? Bisogna portare i ragazzi nelle carceri a conoscere questa istituzione totale. Per cui è nato questo progetto con il supporto della casa circondariale di Udine. Allora era il direttore Macri, poi quando lui è andato in pensione praticamente il progetto è stato portato avanti dalla direttrice Iannucci della casa circondariale e anche dall'ufficio di esecuzione penale esterna, dalla dottoressa Toscano prima e dalla dottoressa Gremese ora. Ecco, il titolo del progetto è abbastanza così provocatorio: Il piacere della legalità. Ma la legalità può essere un piacere? Però infatti abbiamo messo il punto di domanda. Sì. Mondi a confronto, perché? Perché il mondo del carcere con il mondo esterno, la scuola che entra in carcere. Ci siamo posti degli obiettivi. L'obiettivo era quello per gli studenti di educarli alla legalità, entrando in un carcere che è un luogo di pena e di sofferenza, e per capire cosa vuol dire uscire dalle regole, disattendere alle regole
e quindi capire che la partita che si gioca è una partita importante. Quindi l'educazione e la formazione che volevamo dare attraverso questa esperienza era proprio l'assunzione della responsabilità individuale negli atti quotidiani, perché a volte quando magari parlando con i ragazzi uno dice ma cosa vuoi che sia per rubare uno smalto in un supermercato oppure una chiavetta USB in un negozio di informatica? Tanto a me non mi beccano. Tanto io sono furbo. Ecco, questa sensazione di onnipotenza, che comunque qualsiasi cosa tu faccia non ti possa succedere nulla, perché ti senti come protetto, Ecco, questa è una cosa che viene in qualche maniera sconfessata nel momento in cui i ragazzi entrano in carcere e parlano con i detenuti. La cosa bella di questo progetto è che questo progetto intanto far entrare i ragazzi in carcere è una parte di questo progetto, diciamo così, quella che riguarda il carcere. Poi il progetto coinvolge anche altri 8 istituti scolastici e lavora sempre sul discorso della cittadinanza attiva, dell'assunzione di responsabilità, dell'inclusione. Sì, sì, diciamo è un progetto ad ampio raggio, che naturalmente questa è solo una parte, questa che è poi una parte, è per un numero limitato anche di ragazzi. Per un numero limitato, ci sono 2 licei che entrano in Ecco, volevo chiedere quali sono le scuole sono i licei Percotto e il liceo artistico Sello. Praticamente la cosa interessante di questo progetto è che i ragazzi non entrano a fare la visita al carcere e a parlare così con un detenuto scelto magari dagli operatori penitenziari. No, entrano e fanno una formazione insieme ai detenuti. Quindi nella classe, diciamo così, mia dei detenuti, entrano i ragazzi e lavorano su dei temi che noi insegnanti, insieme a dei formatori, praticamente prepariamo, una scaletta. E sono temi, come dire, di ampio raggio, tant'è che noi invitiamo anche degli esperti, certo, avvocati, certo, artisti, musicisti, perché pensiamo che parlare e comunque entrare in relazione sulle cose della vita sia importante per i ragazzi. Ecco, questa è una cosa molto importante perché è proprio la relazione con i detenuti, dei ragazzi con i detenuti. Quindi dicevo, scusi. No, prego, io farei un attimo parlare Federica, sì, visto che questo progetto lei ha partecipato, Federica sì, Picco, del Liceo Percotto l'ultimo anno. Allora, come hai deciso di partecipare? Come mai? E quando? E per quanto tempo? Perché non so quanto dura. La mia professoressa di Scienze Umane ha proposto alla nostra intera classe di poter partecipare a questo progetto e io sono stata una delle 8 fortunate della mia classe che sono stata estratta e il 6 febbraio all'1:30 di quest'anno, quindi è recentissimo. Esatto. Okay. Sono entrata in carcere per una visita più o meno di 2 ore e mezza. Carcere di Udine, via Spalato, sì, esatto, una realtà insomma calata nella città fondamentalmente, sì, un po' nascosta, no? Come insomma capita dei carceri, però è lì, sì, questa realtà. Sì. E com'è stato l'impatto? Cioè innanzitutto come mai c'è la spinta che ti ha fatto insomma accettare o partecipare a questo, dare la tua candidatura per andare in carcere? La mia professoressa ama molto questo tema, il tema del carcere, della giustizia, della legalità e studiando ormai da 5 anni, grazie alle scienze umane, solo la teoria di questa vita, automaticamente ero curiosa di sapere com'era veramente applicata alla vita reale, perché vederla dai film, dai documentari e raccontarla nei libri non è la stessa cosa e quindi sono ovviamente entrata con uno spirito di vediamo se gli stereotipi che tutti pensano siano veri, sono realmente quello che ci si aspetta. E posso confermare che comunque i detenuti sono persone come noi e avevano una vita prima e spero per loro una vita dopo il carcere, in quanto sono detenuti che stanno nel carcere al massimo 5 anni, quindi per reati minori. E quindi è stato di grande impatto. E non avevo nessuna sensazione prima, nonostante le persone che ci fossero state prima mi avevano detto magari ti senti in ansia o sei sotto pressione o ti sentirai giudicata dagli altri. Però proprio per godermela al meglio ho detto
vado là come se stessi andando a scuola, un Esatto. giorno qualsiasi. Quindi Sì. sei entrata con i tuoi compagni in una classe fondamentalmente. Sì, eravamo in 5 ragazzi, un ragazzo e 4 ragazze, 2 del percoto e 2 appunto dell'artistico Del del Sello. Sello. E siamo entrati nella parte della scuola del carcere, che sono fondamentalmente 2 stanze e una biblioteca. E lì subito abbiamo incontrato 10 detenuti maschi, in quanto appunto Sì, è un carcere maschile, quello femminile è a Tolmezzo, dico Sì. bene. E E Trieste, sì, giusto. E abbiamo iniziato subito l'attività con una attrice di teatro, che il tema della giornata, perché poi cambia di mercoledì in mercoledì, era il linguaggio del corpo, come il nostro corpo, anche stando in silenzio, riesce ad esprimere qualcosa. Beh, è stato il tema questo della seconda puntata, credo, che abbiamo fatto quest'anno, quindi insomma Sì. percorriamo percorsi paralleli, esatto. E quindi attraverso appunto il lavoro di questa attrice, che diciamo ha rotto un po' il ghiaccio, perché comunque si sentiva un po' l'aria tesa dentro questa stanza, fare certi balletti con la musica o parlare, fare dei versi, dei suoni con le mani, insomma, con di il teatro, proprio corpo, esatto. Diciamo ha rotto il ghiaccio e siamo riusciti ad avere un colloquio e insomma, un confronto con queste persone. Sì. La cosa è finita o va avanti ancora? Tornerete di nuovo o il progetto si esaurisce? Io fondamentalmente ci andrò una sola volta, ci sono stata una sola volta, però delle mie compagne di classe ci sono state mercoledì scorso e c'è una mia compagna di classe che ci andrà mercoledì prossimo. Fino a maggio. Ah, prosegue fino a maggio. Sì, è un semestre, ogni anno facciamo un semestre praticamente, con incontri settimanali di 3 ore e mezza ciascuno. E i ragazzi possono quindi insomma confrontarsi Sì, con assolutamente, è i quello detenuti. L'età media quella di co- questi detenuti che ha Ma lezione, dipende, perché lei fa insomma, ancora, sono molti insegna giovani, ancora sono in tutti- carcere? No, io questa non sono. Ok. Praticamente tutti i maggiorenni, no? Beh, dai certo. 19 anni ai 50 anni, insomma. Quindi ecco. anche giovani. Però in genere molto giovani, no? Sì. Italiani e stranieri. Italiani e sì, stranieri, il giusto. confronto è proprio tra coetanei, no? Sì, E lì è la cosa bella proprio, no? Perché non ci sono sovrastrutture a livello comunicativo e i detenuti, come dire, non parlano di sé con degli operatori penitenziari o con gli Certo. avvocati o con gli assistenti sociali, parlano Ah, con dei i loro ragazzi, coetanei, esatto. quindi diciamo così c'è un rapporto tra persona e persona e i ragazzi, come diceva Federica, scoprono l'umanità di queste persone perché loro non sono il reato, sono le persone che hanno commesso dei reati. Sono persone. Quindi, Allora, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo qua in diretta e se volete potete intervenire mandando i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Pubblicità. People say, I go on too many dates, but I can't make them stay. At least people say, I go on too many dates, but I can't make them stay. Eccoci nuovamente qui in diretta. Allora, abbiamo parlato di un progetto che vede coinvolti i ragazzi di 2 istituti udinesi, il Percotto e il Sello, e che fondamentalmente apre le porte del carcere a una classe di detenuti che appunto fa lezione ai giovani e ai nostri studenti che hanno partecipato e continuerà fino a maggio. Io adesso passerei la parola a Pino Roveredo, che è uno scrittore, è stato appunto, come dicevo, ex garante, è stato garante dei detenuti e conosce, ha visitato i carceri della nostra regione, conosce questa realtà e anche lui ha un passato, ha conosciuto di persona il carcere, insomma. Di ospite costaretto, sì. Sì, credo di essere l'unico che poi da detenuto è diventato garante. Beh, sì. Sì, il carcere è sempre un argomento che mi fa arrabbiare, non so fino a quando mi farà arrabbiare, credo fino allo scoppio, perché credo che sia un'istituzione legale che pratica una funzione illegale. Ci sono dei numeri che dovrebbero spaventare e non spaventano. Il 70-75% del popolo carcerario torna a delinquere
e questo perde il senso e la funzione del carcere. Il carcere è un luogo dove la politica non entra, non è popolare il carcere, non porta voti, vale molto di più un populismo che confonde sicuramente le idee. Io, siccome in gioventù non mi sono fatto mancare niente, ho conosciuto anche il manicomio pre-Basaliano, e oggi, se devo fare un confronto, credo che il manicomio, grazie al cielo, non c'è più. Oggi il manicomio è il carcere, cioè il luogo dove si mettono o si nasconde la vergogna della società. Non credo ci sarà un Basaglia che salverà questa situazione, però è vero che questa situazione è assolutamente insostenibile. Non c'è una logica, una strategia per salvare queste persone, per poterle inserire. Sono tutti articoli previsti dal codice penitenziario, ma si tende appunto a un imbarbarimento della persona, arrivando poi a quelle cifre. Oggi andare in carcere vuol dire sicuramente essere soggetti a io la chiamo una malattia della violenza, nel senso che è difficile riflettere, ma anche è difficile pentirsi in carcere, non è luogo per pentirsi, perché bisogna sempre mettersi in linea con la situazione che gira lì dentro, perciò è difficile. Noi, quei detenuti che io incontro, e ne ho incontrati migliaia, possiamo parlare di pentimento, possiamo parlare di riflessione solo quando siamo da soli, però davanti agli altri è una cosa che non si può, è un segno di debolezza. È una realtà a sé stante in cui ci sono delle regole, no, però è un segno di debolezza che in carcere non viene accettato. Ripeto, è una scuola di estrema violenza. Io mi sono salvato. Ecco, volevo chiedere proprio qual è stato il suo percorso, perché lei crede nella possibilità di una seconda opportunità e anche... Guarda, io le dico una cosa, che un assistente, io avevo 17 anni quando sono entrato la prima volta, e un assistente sociale, dopo avermi fatto fece una relazione e disse che secondo lei Pino Roveredo era una persona irrecuperabile. Sono 40 anni che la frego, che vivo. Io mi sono salvato con la cultura, innanzitutto. In carcere ho letto, come si dice a Napoli, il mio primo libro intero. La lettura è stata una via salvifica, e poi la scrittura. Ancora oggi qualche vecchio detenuto che con i capelli bianchi rammenta la figura di questo Pino letterato nel senso basso del termine, perché scrivevo lettere per gli altri detenuti e le vendevo per pacchetti di sigarette. Le lettere alle madri e alle fidanzate valevano 2 pacchetti, le lettere al magistrato valevano 5, perché ne andava dall'incolumità dello scrivente se la risposta del magistrato era negativa. No, adesso a parte, no, scherzi, no, è vera. Insomma, però la cultura è uno dei pochi veicoli, a parte il grande lavoro del terzo settore, la cultura è uno dei pochi veicoli che possono entrare in carcere e che possono sicuramente offrire del benessere. Io passerei la parola invece all'avvocato, chiedendole anche, lei è un avvocato penalista, giusto? Sì, mi occupo prevalentemente di diritto penale, ecco, penalista, insomma, magari nel mio caso potrebbe essere un'espressione un po' abusata, ecco, impropria. Come ha deciso di intraprendere scegliere questa branca, insomma, della giurisprudenza, e come ci si rapporta da avvocato, da professionista, con queste realtà che immagino conosca molto bene? Sì, allora ho scelto di fare la professione di avvocato dopo un iter universitario più o meno classico, quindi laurea in giurisprudenza, che è necessario ovviamente per poter fare questa professione, non è un lavoro, è una professione. Ho avuto, diciamo, mi sono affacciato a questa professione abbastanza tardi rispetto ai miei coetanei, in quanto ho avuto anche altro tipo di esperienze lavorative, magari aziendali, ecco. E ho fatto questa professione proprio perché mi era rimasta la curiosità fino ai tempi dell'università, quindi non volevo in qualche maniera abbandonarla così, chiudere una porta senza vedere prima cosa c'era dall'altra parte. Fino ai tempi dell'università mi incuriosiva molto il diritto penale, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale, processuale. Ovviamente da studente non conoscevo ancora la realtà, diciamo, di fatto, ecco.
Mi incuriosiva dal punto di vista, diciamo, delle garanzie e dei diritti che il nostro sistema dà a un soggetto che si trova indagato e poi imputato. Nel senso che, al contrariamente di quanto magari si può percepire e al contrariamente forse ad alcuni esempi, ecco, viviamo in un sistema di diritto che, a mio modesto parere, quindi valga quello che valga, è molto evoluto e dà molte garanzie. Per farvi un esempio magari banale, pensiate al fatto che per esempio in Italia, e a mio avviso non è poco, il fatto di avere un difensore al vostro fianco, quindi parlo di un difensore tecnico, è un vostro, esatto, d'ufficio sì in alcuni casi, è un vostro diritto che è irrinunciabile, quindi anche nel caso in cui voi non voleste avere una difesa tecnica, lo Stato si fa cura di farvi avere una difesa tecnica. Nel caso inoltre in cui voi o chi si trovasse dall'altra parte, diciamo, avesse delle difficoltà economiche, un istituto molto importante che viene in soccorso, che è tutto patrocinio, quindi lo Stato addirittura si fa carico dell'onorario del vostro difensore, proprio perché la difesa tecnica nel processo penale italiano è irrinunciabile, e proprio per dare modo a chi si trova suo malgrado spesse volte a confrontarsi con questo sistema che ha degli aspetti tecnici, di avere sostanzialmente una guida, userei dire proprio la parola guida. Diciamo che lo Stato tutela ovviamente anche chi delinque, anche perché sappiamo che insomma c'è la presunzione di innocenza, è un diritto, no? Assolutamente. Però poi appunto quando si finisce in carcere ci si scontra, si fanno i conti con la realtà di cui parlava Pino Roveredo. Sì, mi permetto solo di aggiungere, voglio dire che così come è concepito il nostro sistema, il carcere viene ad essere veramente l'estrema ratio spesse volte, o quantomeno dovrebbe essere così. Pensate al fatto che per esempio vi sono 2 gradi di giudizio più la Cassazione, quindi mi rendo conto che a volte sembrano dei concetti magari teorici, no? Però vi assicuro che poi chi opera nel diritto questi concetti li fa propri e li usa, quindi vi è una presunzione di innocenza, come si diceva, vi è un diritto di difesa sancito a livello costituzionale. Si deve anche ricordare che la stessa pena è previsto nella Costituzione, quindi diciamo nella fonte più alta che noi abbiamo, abbia una finalità rieducativa, e effettivamente, se voi pensate a tutta una serie di istituti paralleli, hanno una funzione sostanzialmente di fare in modo che la pena intesa quale allontanamento del soggetto dalla società si protragga per il minor tempo possibile. Poi insomma mi rendo conto che spesso questi sembrano concetti teorici, però insomma vi assicuro che no, così non è. Ecco, questo mi sento la mia insomma, esperienza, per quello che può contare, vi assicuro che poi nella pratica insomma così non è, insomma. Allora, Roberta Casco invece, Associazione Icaro, voi seguite la realtà carceraria, anche familiari, supporto a chi è familiare di qualcuno che è detenuto? Come funziona, insomma? Allora, innanzitutto Icaro nasce nel 94, quindi una realtà a Udine. Sì, una realtà Quindi storica di questo territorio, è nata nel 94 da un gruppo di volontari che già operavano in casa circondariale da diversi anni prima. 25 anni, la matematica rimandata. Le associazioni come la nostra nascono per affiancare l'amministrazione penitenziaria in questi processi di reinserimento e rieducazione delle persone detenute. Nel nostro caso in questo momento non operiamo più di tanto con i familiari, anche se è nostra intenzione farlo, più che altro per poche risorse. Siamo un'associazione piccola e le risorse sono attualmente limitate. Siamo volontari, sì. E quindi insomma, chiaramente quello ci si deve sempre scontrare anche su questo. Sì. Era interessante, e comunque nel futuro insomma, vi auguro di fare anche questo percorso, perché comunque sì, ci sono anche sempre delle altre persone, no, coinvolte, oltre ovviamente al detenuto o chi non finisce necessariamente in carcere, ma appunto prende un percorso al di fuori, diciamo, della legalità. Abbiamo 2 minuti, avevamo, parlando tra di noi, accennato al discorso anche del carcere minorile, perché lì diciamo anche la tipologia di processo, se non ho capito male, è diversa, diciamo. Sì,
Diciamo che a riprova di quanto detto, il nostro sistema poi garantisce anche a quelli che sono i reati compiuti da soggetti minori una tutela maggiore, e lì, come dire, l'esempio principe in cui in qualche maniera la pena detentiva viene ad essere veramente l'estrema ratio. Quindi c'è un processo assolutamente, come potrei dire, ovattato, in cui vi è la presenza sicuramente del minore, accompagnato dalla presenza dei genitori, assistito da quelli che possono essere anche assistenti sociali, quindi Beh, chiaro, sì, è impossibile, tra l'altro non è prevista la costituzione di parte civile, quindi in qualche maniera non è neanche previsto chiedere eventualmente i danni in questo tipo di processo, proprio perché il minore viene messo al centro e si tenta di dargli quella che è una seconda possibilità, quindi a maggior quindi ragione. attraverso una serie di percorsi di recupero. Sì, quelle che sono anche le prescrizioni, quindi lo stesso giudice può imporre quelle che sono per esempio un controllare l'andamento scolastico, e quindi appunto è tutto imperniato intorno a quello che deve essere una reintroduzione nella socialità, sostanzialmente una seconda possibilità. Insomma, si parla di giovanissimi che Assolutamente. come tutti, però a maggior ragione hanno diritto a una seconda opportunità e comunque di capire dove si è sbagliato e riprendere appunto un percorso di legalità che li porti insomma a percorrerlo per il resto della vita fondamentalmente. Allora io mi fermerei e dopo torniamo in diretta con i nostri ragazzi, così preparatevi che facciamo un paio di domande e scaldiamo un po' l'atmosfera. Pubblicità. I go on too many dates, but I can't make them stay. People say, I go on too many dates, but I can't make them stay. Eccoci di nuovo qui in diretta. Allora, dicevamo di sentire un po' i ragazzi, ci sono delle domande, io partirei da Siria, giusto? Marco, passa a lei, intanto facciamo prima lei, dopo anche Marco e poi ci muoviamo con i ragazzi. Allora, io volevo fare una domanda all'avvocato e volevo chiedere come fa lei a difendere una persona sapendo che ciò che ha fatto comunque magari va contro la sua morale, cioè la sua morale. Questa è una domanda tanto interessante quanto difficile, direi. Allora, diciamo che il compito dell'avvocato è garantire una difesa tecnica, direi, che è una difesa che rispetta quelle che sono le leggi, le regole sostanzialmente, che si parli di diritto sostanziale o di procedura, la nostra attività è questa. Noi non andiamo a, cosa potrei dirle, l'idea un po', mettiamola così, dal punto di vista del cittadino direi che l'idea che si ha dell'avvocato è quello che un po' in qualche maniera modifica i fatti, no? Così non è, non possiamo farlo. L'avvocato che per esempio introduca un fatto falso nel procedimento penale ne risponde anche a livello disciplinare, quindi non è possibile anche chi volesse farlo. Beh, insomma, non accadrà sicuramente. L'avvocato dovrebbe essere insomma il paladino della giustizia. Questo era per fugare dubbi, quindi il nostro compito in questo caso è garantire una difesa alla persona, all'individuo, una difesa quindi tecnica, come essendo in uno stato di diritto, chiaramente. Assolutamente. Quindi in quel momento lì chi diciamo si trovasse in conflitto potrebbe scegliere di rinunciare all'incarico nel caso di incarico di fiducia, nel caso di incarico d'ufficio questo sarebbe diciamo un po' più complicato. Però diciamo prevale il professionista. Prevale il diritto in questo caso come deve essere ovviamente. Allora ci sono degli altri interventi, se no passiamo... Prego, sì, vai. Volevo fare una domanda alla signora dell'associazione Icaro. Come viene vista la vostra presenza e quali sono le prime domande che vengono poste? Allora, bella domanda, grazie. La nostra presenza è vista molto bene. Infatti una delle cose che ci continua a lasciare spiazzati negli anni è sempre lo stupore che percepiamo davanti alla nostra presenza. Quasi sempre ci troviamo davanti a delle persone che davvero ci chiedono: ma davvero vuoi passare il tuo tempo con me? Davvero vuoi prestarmi delle attenzioni? E qui veramente ci si rende conto di quanto tante volte le persone non siano abituate ad essere ascoltate, ad essere accolte, quindi il ruolo del volontario in questo senso è davvero presenziare all'interno della casa circondariale
ascoltando queste persone e accompagnandole in alcune attività che non sono abituati a fare, attività di vario tipo, da sostegno di tipo morale a attività culturali che sono fondamentali, come diceva Pino prima. Se passi il microfono a Marco, dietro, grazie, anche tu alzati in piedi gentilmente. Allora, io adesso sono uno studente del Cecconi, però fino all'anno scorso ero uno studente dello Zanon e quindi diciamo che l'omicidio di Nadia Orlando, il prima e il dopo di quello che è successo a scuola, io l'ho vissuto in pieno tutto quanto. Perché Nadia era una ragazza, esatto, insomma, che ha lasciato il segno nella sua scuola con gli insegnanti, perché diciamo che la sua classe insieme con un'altra, insomma, hanno fatto un progetto insieme con tanti altri professori di poter andare in Australia. E quindi io ho notato da parte di molti professori il fatto che prima erano molto disponibili, molto aperti, e dopo l'omicidio si è visto che qualcosa si è rotto in loro, come penso sia normale. E io volevo chiedere a voi, insomma, cosa ne pensate il suo fidanzato. Io in un primo momento ho detto vabbè, a carcere a vita, no? Magari anche iniezione letale. Cioè, ho pensato il peggio del diciamo peggio. Di pancia è chiaro che si hanno Esatto. dei commenti anche, diciamo, estremi, no? Insomma. E adesso però, insomma, riflettendo varie cose, io penso che comunque, anche se ha fatto quello che ha fatto e non può, cioè, difficilmente sarà perdonato dalla famiglia, dagli amici e dalla scuola, cioè io penso che comunque possa essere rieducato, però ci vorrà del tempo, non è che le cose... Beh, insomma, certo, non è un percorso facile. Pino Roveredo e poi a Liliana. Io, in verità, questa senza domanda entrare nel merito del caso. No, caso. anche perché non conosco a grandi linee la storia. Anche a me è stato chiesto spesso se... io ho 3 figli, se qualcuno farebbe una storia violenta sui miei figli, io rispondo che la mia reazione sarebbe quella della vendetta, una reazione impulsiva. Poi però so che ci sono delle leggi e queste leggi bisogna rispettarle, se no sarebbe completa anarchia. Io faccio anche nelle scuole il gioco. Pongo questo quesito sulla pena di morte, molti ragazzi sono d'accordo sulla pena di morte, molti no, ma è opinabile questa cosa qua. Io, avendo lavorato nel carcere di alta sicurezza di Tolmezzo, dove ci sono persone che frequentano, che scontano l'ergastolo e dove frequentano anche una pena di morte mascherata, pochi lo sanno, però scontano l'ergastolo ostativo, cioè non usciranno mai più, è come entrare in una galleria e non uscire. Beh, molte di queste persone riescono a farsi una vita, moltissimi di loro sono entrati ad esempio con la quinta elementare, oggi hanno la laurea in giurisprudenza, in religione, in scienze politiche e sicuramente fanno un percorso, sì, lì, in quelle situazioni di grande riflessione e anche probabilmente di pentimento. Però ripeto, ci sono delle leggi e quelle leggi bisogna rispettarle, anche se 3 puntini. No? Liliana. Io ho insegnato 12 anni in carcere e ho avuto modo di lavorare per parecchi anni con un detenuto, come diceva Pino, con un ergastolano, un signore che in qualche modo insomma, aveva ammazzato il figlio. E non è stato semplice mettersi in relazione con questa persona, proprio perché, come dire, l'impatto emotivo è forte, ma non è stato semplice né da parte mia né da parte del Signore. Io poi, insegnando, ecco, ho il privilegio cioè non sono appunto un avvocato, un assistente sociale, quindi ho il privilegio di parlare di altro, no?
Quindi questo signore era a scuola e, come diceva Pino Roveredo, ha avuto la possibilità negli anni di prendere il diploma di scuola media, di fare i corsi di informatica, fare tutti i corsi che la scuola poi offriva. Quindi ha avuto da questo punto di vista un'emancipazione dal punto di vista culturale ed era molto interessato al progetto e al confronto con i ragazzi, laddove proprio lui ha espresso la sua umanità e lì hai avuto la percezione di questa persona che ha in qualche modo capito il dramma per sé e per la sua famiglia. E quindi quando ci si rapporta con un dramma esce proprio l'umanità tua che in qualche modo non giustifichi ma comprendi, perché capisci il contesto, capisci le situazioni e sei meno giustizialista. E come dire, la relazione che poi questa persona ha con delle persone esterne è, come dire, un grande toccasana proprio per la sua anima e anche per un recupero, perché la consapevolezza di quello che uno ha fatto è, come dire, fa parte di un processo di cambiamento. Non tutti arrivano a questo, ma il parlare, l'andare nel profondo di sé per capire anche la propria miseria, il proprio dramma, in qualche modo mette insieme dei pezzi di se stesso sui quali prima non aveva riflettuto. Quindi, come dire, una cosa è sentire dal di fuori le notizie, dalla TV che ti dice questo qua, e una cosa è entrare in relazioni. Ecco perché noi vogliamo che i ragazzi entrino in relazione con i detenuti, perché questo fa bene anche ai detenuti, proprio per alcuni, per non reiterare il reato, perché arrivano a comprendere, a capire che un'altra vita è possibile. Ecco, e quindi attraverso questo disvelarsi proprio umano e personale possono capire in molti che possono cambiare vita, grazie anche a questa relazione che hanno con i giovani, molto autentica, molto empatica e sincera, insomma, ecco, senza sovrastrutture. Allora, una testimonianza che ci arriva da casa ci racconta di un padre non troppo presente che finisce in carcere per rapina a mano armata e reati di vario tipo e di un figlio che vive sulla sua pelle gli errori del padre con cui non ha rapporti, e un padre che una volta scontata la pena ritorna a cadere nella spirale, diciamo, no, dell'illegalità. E il figlio viene bullizzato per questo, porta un ragazzo, quindi minorenne, che si porta dietro il peso delle colpe del padre, diciamo, e sentirsi dire quello che hanno detto a Pino Roveredo, però Pino Roveredo era lei quello che aveva sbagliato. In questo caso sei figlio di, anche tu farai questo, sarai questo. Posso dire una cosa brevissima? Sì, certo. Il carcere è un po' come la tossicodipendenza, non paga mai il soggetto, paga tutta la famiglia. Questo lo si sa poco. È che quando noi ascoltiamo le notizie, e lo dico anche io da giornalista, si perde di vista quello che c'è dietro. C'è tutto un seguito dietro. L'unica è fare queste esperienze qua con le scuole. Io 15 giorni fa ho fatto un'esperienza straordinaria a Perugia davanti a 500 ragazzi, ero con Ilaria Cucchi a parlare. Questi 500 ragazzi avevano visto il film, che come ho capito avete visto che voi, e questo ha aperto sicuramente delle riflessioni e fa sì che non ci si aggrappi ai soliti luoghi comuni, ma ci sia proprio una propria idea e un proprio anche ragionamento su questo. C'era qualcuno che ha visto il film che voleva magari commentare senza entrare nel merito della vicenda, però che effetto vi ha fatto? Io personalmente, conoscendo la vicenda, non ho avuto il coraggio, tra virgolette, di vedere un film che so essere, insomma, piuttosto d'impatto. Sì. E a questo proposito, ecco, un lavoro che facciamo anche con i detenuti e anche con i ragazzi insieme è un ragionamento sulle vittime, proprio con i detenuti, perché i ragazzi dicono: ma tu sai che hai fatto questa cosa? Cioè i ragazzi sono così diretti? Sì, molto diretti. È per questo che è bello, perché la relazione proprio è autentica. E quindi anche per un ragionare... detenuto parlare a un ragazzo che non conoscono, ovviamente, e dire quello che... Lo può testimoniare Federica, no? Che i ragazzi proprio parlano di come sono arrivati al reato. Negli ultimi 50 minuti dell'attività abbiamo avuto l'opportunità di poter porre delle domande e farci porre delle domande dai detenuti, e
Ovviamente, essendo l'ultimo tempo del trascorso lì dentro, l'ultima parte, il detenuto ormai era entrato in confidenza, però comunque fino a 2 ore prima eravamo perfetti sconosciuti. E quindi è stato bello, interessante come una persona che ti ha appena conosciuto riesce a raccontarti cose che magari non voleva raccontarti o comunque che non pensava di doverti raccontare proprio perché... Beh, anche perché qui si racconta qualcosa di intimo, esatto. di grave, perché immagino ci sia anche la coscienza, no? Di quello che è stato fatto. Molti sono pentiti, altri sono arrabbiati della loro situazione, altri sono stufi e vogliono ovviamente andare via. Però ho visto in tutti una grande umiltà e un grande rispetto per per quella che è la legge, perché hanno capito che cosa hanno fatto e sono finiti lì per un motivo. Quindi è stato molto, molto forte sentire da loro proprio raccontare, cioè io ho fatto la domanda, ma perché sei finito qua dentro? E loro hanno risposto. Hanno risposto. Ok, pubblicità, ultima parte di Effetto Giovani, torniamo subito dopo. Ok. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least people say, I go on too many dates, but I can't make them stay. Eccoci rientrati. Allora, spazio alle domande dei ragazzi, c'è già chi ha il microfono, partiamo. Patrick, parti tu? No, beh, di quello che vuoi dire. Io comunque penso che certe persone non debbano avere un'altra possibilità, perché tipo io ho un'esperienza, permettimi, tanto ormai si è capito, e comunque sì, questa persona qua molto vicina, adesso lontana comunque, ha iniziato a 14 anni ad avere problemi di delinquenza, di droga. E io comunque ho sempre pensato che il lupo perde il pelo ma non il vizio. E secondo me il carcere lì dentro, per fare una riabilitazione o quant'altro, secondo me non serve a nulla. Perché con tutto, con tutte le pene, con tutto quello che ha fatto, cosa non ha fatto, ci ricasca sempre. E quindi penso che anche gli errori dei genitori ricadono anche sui figli. Questa cosa, cioè... Io parlo personalmente, non è bello, perché nel mondo c'è gente ignorante che è subito pronta ad attaccare, giudicare. Scusa, E non è Marta, facile. no. Passiamo al microfono. No, c'è qualcuno che vuole replicare. Nella delinquenza e nella tossicodipendenza, sì, si entra per curiosità, non si entra per un vizio assolutamente necessario. Certo dipende dal contesto dove vivi e dove cresci. Io ho lavorato 6 mesi a Scampia con i ragazzi Scampia e posso assicurarti che lì sembra che tutti quelli che nascono a Scampia siano dei delinquenti, no? E fanno una lotta feroce per non essere delinquenti. Perciò spesso è anche il contesto o anche un certo tipo di società che ti porta, questo non vuole scusare sicuramente i delitti, però ti porta e ti conduce verso quella strada, sembra che non ci sia rimedio. Io dico sempre una cosa che disse un filosofo alcuni anni fa, un filosofo svizzero, Ferrari, lui disse che se domani per miracolo sparisse tutto il disagio sarebbe un dramma mondiale. Spesso questo disagio non dico che venga costruito o ricercato, ma sicuramente viene lasciato a se stesso. Ma se mi permette è anche una cosa psicologica comunque. Sì, sì, a 14 anni sai, la psicologia è molto fragile. Giri con una certa compagnia e ci cadi dentro. Ma ti posso dire solo una cosa, a 17 anni quando si entrava in carcere era un'esaltazione, perché noi quando uscivamo lo vantavamo, no? Stai attento come ti muovi perché io sono stato in carcere. E allora io ho conosciuto tantissimi ragazzi che si sono esaltati la prima volta, la seconda e alla terza non si sono esaltati più,
si sono liberati della libertà, perché il carcere è diventato un'abitudine. Perciò a 14 o all'età che dici tu è facile che non abbia una ragione forte da poter combattere certi influssi che gli arrivano. È cresciuto, diciamo, in Certo. un contesto che ha fortemente compromesso poi tutta una serie anche di recupero. Prego, Ginevra, giusto? Io ho una domanda per tutti voi, e la mia domanda è: comunque voi conoscete i detenuti più da vicino magari rispetto a come li possiamo conoscere noi, perché comunque noi siamo abituati a sentire quello che ci dice il telegiornale e che comunque non è poi il massimo. Diciamo che è una realtà che si conosce poco, no? Esatto. Di cui si hanno, come diceva prima Federica, degli stereotipi, un'idea di massima. Comunque anche in molte scuole non è un tema molto affrontato, perché comunque è un tema abbastanza forte. E la mia domanda è: cosa porta una persona a compiere un reato così grave come magari un omicidio? Perché comunque penso che per compiere un atto del genere ci voglia molto coraggio e sì, insomma. Beh, io penso che, diciamo, diamo a lei la parola. Io penso che sia una domanda impossibile da rispondere, perché ci sono tantissime motivazioni e cose. Potrei risponderle, sì, che è una domanda molto difficile. Potrei dirle una cosa che non vuole suonare una banalità, a volte è anche un errore. So che può sembrare banale, ma le assicuro che a volte non è così. A volte è anche un semplice errore. Pensi il fatto, adesso le faccio un esempio, ripeto, banale, generico, pensi al fatto che lei sta guidando di sera in condizioni di luminosità magari basse e per errore semplicemente investe magari un ciclista. Le faccio un esempio proprio... Sì, perché non dobbiamo pensare necessariamente all'omicidio. Esatto, chiaro che mi rendo conto che questo è un esempio molto, se vuole, sì, magari non c'è del dolo dietro, non c'è un'intenzione, però lei si vedrebbe comunque contestato un omicidio. Perché adesso esiste anche il reato sì. di omicidio stradale, quindi insomma... Quindi pensi anche a un caso come questo, lei si vedrebbe comunque contestato un omicidio per magari un errore, quindi non sempre, ecco, come dire, la realtà a volte batte la fantasia, ecco. La casistica è molto più ampia di quanto si pensi. Un'altra domanda, se passi il microfono, non mi ricordo come ti chiami. Angelica, grazie. Buonasera, io faccio una domanda per tutti, perché pensare a un sistema carcerario come quelli del nord Europa è utopia anche in tutta Italia? E quale sarebbe il primo passo? Basterebbe rispettare le leggi che ci sono, che non sono assolutamente rispettate. Oggi non ci sono gli spazi previsti dall'ordinamento penitenziario. Oggi il 75%, della popolazione ha problemi psichiatrici. La popolazione carceraria, no? Popolazione Stiamo parlando del sì. carcere, in sovraffollamento. Ha problemi carcerari, perché dopo la chiusura dei manicomi giudiziari il nostro paese non si è trovato pronto ad ospitare queste persone. Nelle nostre carceri ci sono dei ragazzi che non dovrebbero stare in carcere, che dovrebbero invece curarsi la loro tossicodipendenza o dipendenza in luoghi assolutamente più appropriati che il carcere. In carcere poi c'è un completo, come dicevo all'inizio, abbandono dalla parte dei governanti. Se pensi che noi fino a pochi mesi fa abbiamo avuto un direttore per 3 carceri in regione, mancano educatori, mancano agenti penitenziari, il livello dei suicidi si è completamente alzato in maniera spaventosa, ma non spaventa chi dovrebbe spaventare. E in questo livello dei suicidi che si sono rialzati ci sono anche gli agenti penitenziari, perché anche loro soffrono un'angoscia e la tragedia che è il carcere. E anche la difficoltà poi in termini di numeri, perché sono anche loro sempre... a fronte di queste, diciamo, mancanze funziona anche in questo caso la rete di volontari alla fine, perché voi siete volontari di fatto dentro questa realtà. Lidiana, voleva dire? No, volevo dire, no, come diceva anche Pino Roveredo, non abbiamo un sistema capace di riabilitare e rieducare, però noi
ci sono statistiche alla mano, ci dicono che chi praticamente per estinguere il reato viene introdotto alle pene alternative al carcere e quindi seguito da assistenti sociali, psicologi, psichiatri, questi non reiterano poi il reato. Quindi mentre per questi che si dice che c'è la porta girevole, no Pino? Per qualcuno che non viene aiutato, praticamente commette un reato, poi sta in carcere, abbandonato a se stesso, non ha la possibilità di accedere alla cultura, di accedere a possibilità anche di analisi di se stesso, come diceva anche... Non gli vengono dati, diciamo, degli strumenti per fare un percorso. Ecco, a proposito di quello che diceva Fabio, io credo invece che la persona abbia grosse capacità di cambiamento, però deve essere aiutato. Perché io ho conosciuto dei ragazzi giovani, dei minorenni, che avevano commesso dei reati, per loro è prevista la messa alla prova. Cioè questi ragazzi non entrano in carcere, ma seguono dei percorsi molto molto precisi, molto forti, con assistenti sociali, psicologi, e questi qua cambiano. Io ho sentito i ragazzi di 15-16 anni che hanno detto: per fortuna che noi abbiamo avuto questa opportunità. Io anche adesso la cronaca nazionale, io mi ricordo ai miei tempi, forse loro, Erika e Omar, sono due che sono stati esempio, insomma, di un percorso di riabilitazione. Sì, poi perché quando uno ha 15 anni... si sono diplomati, perché erano molto giovani. Abbiamo poco tempo, c'è una domanda di Dharma e poi facciamo chiudere a voi ospiti. Cosa potrebbe fare ognuno di noi per aiutare le vittime? Cioè, nel senso, abbiamo parlato molto a livello teorico, ma di praticità nella quotidianità, ognuno di noi, il singolo, cosa potrebbe fare per le vittime? Ci sono, se posso dire, ci sono dei percorsi di formazione, la cosiddetta mediazione, cioè perché le vittime non hanno bisogno di essere né compatite, né hanno bisogno di essere ascoltate, ma un ascolto attivo, non un ascolto che sappia poi rimandare qualcosa di importante, di empatico. E io consiglierei a queste persone che vogliono appunto mettersi in gioco e aiutare le vittime, di seguire proprio dei corsi di formazione sulla mediazione, e questo vale sia per fare attività di volontariato in carcere, per lavorare con i detenuti, che per le vittime, perché appunto il discorso delle vittime veramente è molto 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 importante. Icaro cerca anche volontari, nel senso, se uno vuole avvicinarsi o comunque aperte. poi voi che siete studenti volete anche portare il progetto che segue la professoressa Mauro nella vostra scuola, è una grossa opportunità, insomma, per tutti. Quanti siete voi di volontari? Adesso una quindicina. Beh, mi sento di aggiungere che c'è bisogno di prestare attenzione all'altro. In entrambi i casi. Un'azione che possiamo fare tutti nel quotidiano è prestare attenzione all'altro e non presupporre quello che l'altro può pensare, come può stare, ma uno sguardo diverso alle persone che ci circondano. Un'ultima battuta alla professoressa Mauro, perché c'è un appuntamento volevo invitare tutti i ragazzi, anche chi ci segue da casa, ci sono ragazzi, compagni. Il 16 marzo con tutte le scuole di questo progetto, insieme a molte associazioni, ci troviamo in Piazza Libertà per sostenere la giornata della legalità, quindi ci saranno anche degli intrattenimenti così musicali e si parlerà un po' sia del volontariato che del progetto, insomma, ecco. Quindi in piazza, così un pomeriggio anche allegro e simpatico, quindi siete tutti invitati. Potete partecipare. Sì, pomeriggio. Allora, io ringrazio naturalmente i ragazzi che sono intervenuti e ringrazio i nostri ospiti, quindi Carlo Benvenuti, Roberta Casco, Liliana Mauro e Pino Roveredo, grazie per i vostri preziosi contributi. L'appuntamento con Effetto Giovani è naturalmente per venerdì prossimo, in replica domani invece alle 21 e niente, buon proseguimento di giornata. Supermercati De Spar, Eurospar, Interspar.